Bene amici del Podismo e della Corsa, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di Cormor Ultra. Ci avviciniamo a ottobre, insomma siamo ancora in luglio, comunque in prospettiva ci avviciniamo a questa classica Ultra Trail che gli amici insomma, che seguono il mondo del podismo, insomma qua in Friuli la conoscono. E iniziamo a presentarla, a parlare un po' di questa corsa. Come l'anno scorso, per farlo, oggi abbiamo qua Elena Simšić, che intanto ringraziamo per aver accettato di venire a parlarci un po' di questa corsa. Elena Simšić, che insomma il mondo del podismo friulano e anche fuori diciamo dai confini, dai, conosce bene, una campionessa, quest'anno insomma ha portato qua nella nostra regione 2 medaglie dai campionati mondiali da 100 km, quindi, e che ha partecipato 2 volte alla Cormor Ultra e 2 volte l'ha vinta, quindi è la persona giusta per darci qualche consiglio, specialmente magari anche a chi intende per la prima volta cimentarsi su queste distanze un po' più impegnative. Dunque, intanto magari raccontaci qualcosa del mondiale, che hai avuto dei bellissimi risultati, una bella esperienza per te. Sempre. Dai, dici qualcosa. Allora, a Seregno è stata una corsa emozionante, abbiamo ottenuto 2 grossi risultati a livello di squadra femminile e anche comunque a livello personale col 3° posto del mondiale, il titolo di mondiale master categoria 40. Per le vecchiette, dai, io ho 40. Comunque non è stata una gara facile perché è arrivata al culmine di mesi un po' difficili ed infatti ho avuto un problemino al 60° chilometro che mi ha costretto a uno stop di 13 minuti e dopo, grazie all'aiuto di tutto lo staff, sono ripartita e l'ho finita migliorandomi di 3 minuti. Quindi posso dire di essere soddisfatta, anche se la proiezione chiaramente poteva essere migliore intorno alle 8 ore e 15 speravo. Ma comunque cercherò l'anno prossimo eventualmente di migliorarmi e di tornarci su. Dopo riguardo non so, alla Cormor Ultra? Sì, allora dai, parliamo di Cormor Ultra adesso. Visto che tu l'hai fatta 2 volte, conosci bene il percorso, magari illustra un attimino com'è il percorso, qualche dato tecnico, in particolare diciamo per le ragazze, per le donne che vogliono o per la prima volta o anche magari tornare se l'hanno già provata. Noi diciamo sempre che ritorneranno sicuramente perché finora insomma sono stati sempre soddisfatti, chi l'ha fatta una volta torna ancora. Ecco, tu che conosci bene il percorso, un attimino magari una piccola descrizione, lascio a te la parola. Sì, la distanza chiaramente ultramaratona, il Cormor Ultra sono 68 km, 69, 60, sì, la prima volta forse quando l'ho fatta io era un attimino allungata. Di per sé non sembra una gara impegnativa, con leggeri dislivelli, quindi partendo da Buia si arriva verso il mare. La prima parte è molto bella, ondulata, con pochissimi tratti di asfalto. La seconda parte invece completamente con questo argine lunghissimo, quindi molto semplice. Si può incappare solamente nel vento nella parte finale, per il resto è una gara che si corre facilmente. Chiaramente, essendo un'ultramaratona, ci possono essere dei piccoli intoppi a delle persone inesperte, perché correre una maratona sono appunto 42 e correre anche 50 sembra che il passo sia molto facile, in realtà le cose non stanno così. Una 100 addirittura è una 100, anche comunque la distanza di 68 è per sé impegnativa. Quindi chi si avvicina a queste corse qua comunque ci vuole una preparazione di base, ci vogliono degli allenamenti specifici, un approccio di qualche mese sicuramente, graduale, con passaggio dalla maratona alla 50. Tabelle o no, lì bisogna, chiaramente ci sono varie tipologie, io sono per quella distinto, quindi imparo, conosco molto bene il mio corpo, la mia testa, tendo sempre ad ascoltarlo e quindi mi gestisco molto bene in questo senso qua. Sì, le crisi ci sono,
possono capitare, ma soprattutto le crisi in queste lunghe distanze sono crisi psicologiche, cioè ci sono le crisi dovute ai crampi, a una mancanza di zuccheri, di assimilazione di liquidi, però le crisi sicuramente più impegnative sono quelle mentali, e lì bisogna chiaramente conoscerci per cercare di superarle. La Cormor Ultra mi è piaciuta tantissimo, anzi la consiglio, soprattutto mi è rimasto impresso dopo Zugliano, alla zona cambio, c'è un boschetto che non so, che è una meraviglia, che improvvisamente sbuca dal nulla delle campagne, e lì è un grande divertimento perché sembra veramente di essere una foresta dei Viet Cong, è una cosa bellissima che mi è tornata impressa. La prima edizione mi ricordo quando l'ho fatta io 2 anni fa, sotto il diluvio, sono rimasta che allibita, e invece l'anno scorso è stata una bellissima giornata. Può esserci freddo alla partenza e dopo invece caldo verso la parte finale con tratti di bora, però comunque l'arrivo a Marano è spettacolare, altro non posso sicuramente aggiungere, quindi io lo consiglio vivamente, sì, a tutti, anche chi vuole tentare un approccio appunto oltre la maratona, chiaramente con le dovute cautele. Ecco. Magari un pochettino velocemente nello specifico, chi vuole appunto cimentarsi così, magari non so quanto tempo prima, più o meno, insomma velocemente come approcciarsi, tu hai detto gradualmente, no? Un approccio lento a queste gare impegnative. Sicuramente gente che ha già avuto esperienza almeno in maratona. Bene. Sicuramente. Contate bene. Sicuramente anche sì, qualche maratona deve averla almeno aver provato almeno quella distanza. Sì. Poi arrivare ad allungare almeno ai 50 chilometri. Noi come tabelle di allenamento meno nostre siamo arrivati a un massimo di 70. Io non sono un Ivan Kudin, quindi fa allenamenti da 80 km, non l'ho mai fatti. Quest'anno sono arrivata al massimo a 70, quindi consiglio un approccio almeno sui 50 km di allenamento. Poi chiaramente si può prenderla proprio come gara, oppure diciamo come divertimento per cercare di cimentarsi in una distanza oltre la maratona, ecco, impegnativa. Magari qualche consiglio proprio durante la gara, non so come alimentarsi, che atteggiamento tenere da quel punto di vista lì, e poi ecco, mentalmente come gestire, tu prima avevi già accennato le crisi che possono venire o qualche intoppo, cioè, ecco, più che altro anche penso mentalmente sia molto impegnativa comunque questo tipo di distanza, magari anche rivolgiamoci magari alle donne, ecco, così che non è vero che magari sono meno cose dei maschietti, però, o chi è la prima volta, magari anche come l'approccio mentale che deve tenere. No, noi donne, quello che ho visto, siamo molto tenaci, non molliamo assolutamente. A livello di alimentazione, almeno io personalmente, ho quello che ci consiglia il nostro nutrizionista Luca Speciani, sì. Non l'assimilazione di cibi solidi, cioè sembrerà strano appunto la sensazione di fame che uno può avere, sì. Però il cibo solido in quelle distanze, almeno io personalmente non riesco a buttarlo giù, quindi barrette, ecco. Altre cose no. Zuccheri semplici, oppure soluzioni con glucosio, il maltodestrine e i gel, quei gel, ecco, io li prendo regolarmente ogni 10 km. E dopo delle soluzioni chiaramente di glucosio, sì, zuccheri, Miele, magari. Noi abbiamo già delle soluzioni apposta già bilanciate, sì, già bilanciate in tutto, soprattutto a livello di glucosio, sì. Maltodestrine. Comunque bere molto regolarmente, perché comunque ci vogliono tanti litri per queste lunghe distanze. Sì. Riguardo alle donne, io posso dire che le donne secondo me resistono anche di più a livello mentale. Bene. E possono, da un attimo almeno io avendo il negozio, quindi essendo a contatto con le donne, un attimo di smarrimento di fronte a certe distanze, piano piano, magari cercando di spiegare la corsa dalla mezza, passaggio alla maratona, si trovano anche disposte a tentare questa avventura dell'ultramaratona.
E secondo me il fenomeno anche è in crescita, anche a livello femminile. E infatti donne che corrono distanze lunghe anche a livello nazionale, si è visto anche al passatore, comunque donne sulle 9 ore e mezza, quindi che sono già dei tempi buoni e sono sempre maggiori. Quindi secondo me il movimento delle donne sarà ancora in aumento. Probabilmente al Cormor Ultra vedremo qualche altra novità, sicuramente d'ambito femminile. Ecco, quindi avete ascoltato insomma i preziosi consigli di Elena, soprattutto magari chi è la prima volta che intende cimentarsi, di non insomma, non dico buttarsi, ma magari ecco, di approcciarsi lentamente sulle distanze, insomma, e seguire anche dal punto di vista dell'alimentazione, perché tante volte magari si fanno, come ha detto lei, degli errori. Sì. Le crisi appunto compromettono, poi rovinano. Le crisi, magari un'alimentazione sbagliata il giorno prima oppure anche durante la corsa possono creare appunto delle crisi come possono essere i crampi. Io ho avuto un calo immediato, cioè al 60° chilometro ho avuto probabilmente anche una scarsa, poco dopo metà gara, al 60° chilometro, probabilmente dovuto anche a una mancata assunzione di liquidi. O sbagliata, quello non so, oppure anche motivi psicologici, tutte le tensioni. Però ci sono sempre in agguato queste crisi, quindi in genere tra il 60° e il 70°, se si è speso troppo all'inizio possono subentrare queste crisi qua. Quindi cercare di ascoltare il proprio corpo, e queste infatti lo dico, sono le parole che Ivan mi ha ripetuto in occasione della mia prima 100 km. Vai piano, ascolta sempre il tuo corpo e mai andare fuori giri. Quindi questo è il consiglio che io ripeto a qualunque persona voglia affrontare un ultramaratona. Le parole di Ivan le ripeterò sempre a tutti. Sante parole che possiamo, diciamo, star certi e fidarci, insomma, dei consigli che ti ha dato. Bene, direi che insomma vuoi aggiungere qualcos'altro su come è la gara? No, se hai qualcosa ancora, qualche altro consiglio da dare in generale o alle donne in particolare? Io la gara, quello che mi auspico per questa gara, secondo me merita di crescere notevolmente. Io spero di riuscire a coinvolgere, anche grazie all'aiuto di Ivan, tutte le persone magari nell'ambito della nazionale e chiaramente tutti i loro amici, perché secondo me in Friuli comunque manca una corsa del genere, che, quindi su un terreno anche facile, quindi non è impegnativo, non è un trail, quindi con cose magari troppo difficili, e vale perché è ben organizzata, il gruppo merita, si dà molto da fare, e quindi secondo me bisogna sostenerlo e cercare di far conoscere questo mondo dell'ultramaratona. Poi comunque è una distanza appunto che non è una 100, non è una 50, abbastanza fattibile, ecco. E quindi secondo me è il primo scalino da affrontare per una 100 km. E chiaramente poi per la 24 ore lasciamo, o la Spartathlon lo lasciamo per il momento a Ivan, secondo me. A lui. Bene. Niente, direi che insomma abbiamo detto abbastanza su questa corsa. Vi ricordiamo, in ottobre cominciate a prepararvi, poi insomma prossimamente vi daremo, cioè faremo un'altra presentazione magari un po' più dettagliata di tutta la manifestazione con tutte le indicazioni, insomma le notizie utili e necessarie. Dunque ringraziamo intanto Elena Simčič. L'ultima domanda, quest'anno ti rivedremo quindi alla Cormor Ultra? Io spero di sì, adesso il mio obiettivo, adesso sono in relax, quindi mi corro per divertimento, è una maratona sotto le 3 ore, almeno quelle 3 ore 01 è qualcosa che diciamo mi sta un po' qua. Quindi vorrei chiaramente in ottobre cercare di digerirla e andare giù sotto le 3 ore. 59-59 come dicono tutti. Quindi io spero di esserci comunque alla Cormor Ultra, eventualmente se non dovesse esserci, perché può esserci una maratona proprio in quel periodo lì, cerco di rinviare una maratona a novembre in modo da esserci alla Cormor. Sì, ecco, quindi speriamo bene, avete sentito, di ritrovarla anche quest'anno
su quel percorso. Grazie ancora Elena per tutti i consigli sicuramente preziosi per chi insomma ci guarderà. In bocca al lupo per tutti i tuoi impegni futuri, speriamo appunto di vederci alla Cormor Ultra. Ringrazio voi che avete, spero, ascoltato con attenzione e fatto tesoro, come già l'anno scorso avevamo fatto con Ivan. Anche quest'anno sicuramente anche i consigli di Elena ci saranno preziosi per tutti. Come sempre vi dico buoni allenamenti, cominciate a prepararvi perché i mesi passano veloci e ottobre è dietro la porta. Fatevi trovare pronti anche per questa edizione della Cormor Ultra. Dunque vi ringrazio, seguite magari anche i prossimi video dove, come ho detto, presenteremo un po' più in dettaglio la manifestazione. Grazie ancora Elena Simsig, buoni allenamenti, ci vediamo alla prossima, ciao!